ho l'onore e l'onere di condurre questo importante incontro. Parlare oggi di marketing non è così facile, perché in questi anni probabilmente noi vediamo molta confusione. Ognuno ha un suo pensiero, ognuno ha un suo modo di interpretarlo. Siamo un po' guidati dall'istinto del termine che va più di moda, del concetto che forse, o del venditore che non è. Cominciavano a manifestare dei segni di fatica o difficoltà da parte di tipi di aziende le più diverse, grandi, piccole, in Italia e all'estero. Perché il marketing inizialmente, e in tutta la letteratura, quella seria perlomeno, era un concetto molto diverso, che stranamente è stato perso per strada. Questa mezza paginetta e questo grafico rappresentano più del 50% del know-how di marketing. L'azienda già fatta in un certo modo, stravolgerla per creare un super marketing che si prende poi un atto marketing vero, se non è possibile, allora a quel punto si prendono, questa è un'indicazione concreta che credo di poter dare anche a un imprenditore, si prendono le persone o le parti che svolgono un'attività di marketing su tutte le variabili e o si trova la forma di autocoordinamento fra di loro o titolare o qualcun altro prende il ruolo di coordinamento strategico.